Riparto. Grazie, buongiorno a tutti. Una bella giornata così venire a Venezia è stupendo, ma è ancora più stupendo se si viene per qualcosa veramente di ideale e magnifico come la presentazione di questa iniziativa che porterà avanti nella prossima Padova Marathon l'associazione Zia Francesca, e siamo qui oggi appunto tutti assieme per non solo lasciare la parola poi alla Presidente, a Maela Callegaro, perché è lei che conosce nel cuore questa associazione, avendola fondata, e ovviamente ne sa le ispirazioni e anche gli obiettivi. Ma è importante che lo facciamo qui in un luogo importante, che è quello della guida della Regione Veneto, no? Una regione che si porta nel pubblico come guida nel mondo sanitario, nel mondo sociale, nella sensibilità sui vari comparti della società. Teniamo presente che è una regione che ha quasi la guida in quello che sono le materie di donazione, nell'ambito pediatrico. Pensate a quello che sta avvenendo a Padova con la costruzione della nuova pediatria, con i reparti unici a livello nazionale nel mondo della pediatria. E quindi farlo da questo luogo vuol dire dare un segnale forte a quello che sono queste iniziative che l'associazione Zia Francesca porta avanti, no? 3 comparti in particolare, che sono quelli dell'EMPA, quindi del mondo animale, a cui io sono affezionatissimo, perché insomma chi non ha un dolce amico a casa che ti festeggia quando arrivi a casa la sera. Nel mondo pediatrico, perché seguire con attenzione i vari comparti che nella nascita, nel bambino e nella crescita del bambino hanno una grande e forte sensibilità e importanza. E nell'ambito dell'insegnamento, della scuola, su quei casi, quelle situazioni difficili che possono ovviamente comportare magari l'abbandono o insomma la mancanza di poter frequentare regolarmente fattori scolastici, di cui Zia Francesca, l'associazione Zia Francesca invece si fa portatrice, perché dà contributi e raccoglie fondi a queste iniziative. Ma non entro nel dettaglio, perché è importante che lo faccia la Presidente, che spieghi in maniera precisa quello che sono le iniziative di Zia Francesca e quello che è ovviamente la prossima iniziativa, che sarà a breve a Padova con la maratona di Padova a favore dell'EMPA. Prego, Presidente. Prego. Microfono. Allora, buongiorno a tutti. Per prima cosa permettetemi di ringraziare il consigliere Fabrizio Boron per aver organizzato questa conferenza stampa dopo aver conosciuto la nostra associazione, e per i progetti solidali per i quali insieme ad amici e sostenitori ci impegniamo da più di 8 anni. Ma prima di entrare nel merito del progetto solidale legato alla Padova Marathon, alla quale partecipiamo come Onlus dal 2018, vorrei presentare brevemente l'associazione Zia Francesca. Sono passati 10 anni da quel tragico 24 novembre, giorno in cui mia sorella Francesca è venuta a mancare, lasciando un vuoto incolmabile e un dolore che accompagnerà per sempre la mia famiglia. Ma Francesca era una persona troppo vitale e generosa per non riuscire a creare qualcosa di buono anche in sua assenza. È così che è nata l'idea di costituire l'associazione Zia Francesca per portare avanti i suoi sogni e mantenere vivo il suo ricordo. Francesca era una persona davvero speciale, piena di amore per gli altri, attenta e sensibile verso i meno fortunati e verso chi aveva bisogno di aiuto. Ricordando questo suo esempio, abbiamo voluto accendere una piccola luce solidale e impegnarci a sostenere 3 progetti, tra cui uno che le stava particolarmente a cuore, data la sua grande sensibilità verso gli animali e soprattutto quelli più deboli e in difficoltà. Lei era una volontaria dell'EMPA. Il primo progetto infatti riguarda l'EMPA e le attività di accoglienza e cura di animali abbandonati. Il secondo aiuta la vita, sostiene l'unità operativa di medicina materno-fetale per le gravidanze a rischio nell'ospedale di Padova. Il terzo, Aiuta la donna, è finalizzato ad aiutare le donne in difficoltà, in particolare quelle del territorio, attraverso il coinvolgimento della scuola dell'infanzia e nido integrato San Gaetano, della parrocchia San Gaetano di Padova. È una grande soddisfazione per me poter comunicare che dall'inizio di questa avventura fino ad oggi siamo riusciti a sostenere concretamente queste 3 realtà del territorio donando più di 80.000 euro
e permettetemi di sottolineare che si tratta dell'intero ricavato delle nostre raccolte, in quanto i costi vivi li sosteniamo noi come famiglia. Siamo arrivati fino a qua attraverso un intenso lavoro di raccolta fondi, principalmente attraverso i seguenti format. Abbiamo organizzato concerti, ne abbiamo organizzati 4, arrivando a coinvolgere più di 1300 persone, l'ultimo in ordine di tempo il 6 marzo al Teatro Verdi di Padova. I tornei di tennis, 5 edizioni, torneo di tennis sotto le stelle e nella splendida cornice dell'isola di Albarella, coinvolgendo nelle 5 edizioni più di 100 tennisti e 300 persone a edizione. Cene e aste benefiche, e Metti una sera a cena con l'arte organizzata al Caffè Pedrocchi con Tony Gallo e Moreno Morello, dove 5 artiste ci hanno donato le loro opere e sono state battute all'asta. Abbiamo organizzato poi a lezione di look con Nico Baggio, il nostro sponsor Alba Shop, e abbiamo organizzato una cena con sfilata e lezione di trucco. E poi, non so, feste di compleanno dei nostri sostenitori che hanno deciso di rinunciare magari ai loro regali per devolvere il ricavato tutto sempre all'associazione. E concretamente in questi 8 anni siamo riusciti a realizzare per il progetto Aiuta la Vita, abbiamo contribuito allo screening per la ricerca sul rischio cardiovascolare del feti e dei bambini nati da patologia ostetrica chiamata difetto di crescita intrauterina. Con questa diagnosi e la relativa prevenzione è possibile ridurre il rischio cardiovascolare in età adulta. A 50 anni una persona su 3 muore per problemi cardiaci. Il contributo è stato finalizzato all'acquisto di kit indispensabili per analizzare le cause da un punto di vista biologico e genetico. Grazie alla Padova Marathon abbiamo contribuito all'acquisto di componenti e contribuito anche alla manutenzione del simulatore del parto, un ausilio di grande utilità per formare le future ostetriche e metterle in grado di affrontare sia un parto fisiologico sia un parto patologico. Siamo riusciti anche a sostenere l'attività dei giovani ricercatori. Per il progetto invece Aiuta la Donna, un anno di scuola per Anna e Davide e Giulia e Marco, sono nomi di fantasia naturalmente. Grazie alla Padova Marathon abbiamo potuto garantire ad Anna e Davide, Giulia e Marco, le cui famiglie si trovavano in difficoltà economiche, un anno di studi presso la scuola dell'infanzia e nido integrato San Gaetano di Padova. Abbiamo sostenuto economicamente 9 famiglie numerose con situazioni di fragilità e disabilità. Abbiamo reso possibile avviare un progetto di sostegno alle mamme con momenti di confronto su tematiche specifiche e uno scambio diretto con esperti. Per il progetto Aiuta l'EMPA abbiamo aiutato l'EMPA di Padova a curare molti animali abbandonati, spesso cuccioli ancora da svezzare, oppure siamo intervenuti, l'EMPA sono intervenuti sui maltrattamenti e sulla corretta applicazione delle leggi, oltre ad interventi di educazione e sensibilizzazione della cittadinanza. Abbiamo aiutato più di 50 colonie feline per un totale di 600 gatti, fornendo cibo e aiuto per le spese veterinarie. Abbiamo effettuato 4 adozioni di cani, 3 preaffidi e numerosi interventi chirurgici. Abbiamo soccorso 9 tartarughe, 10 uccelli e realizzato adozioni per diversi animali. Contribuito alle spese per 169 cure di gatti, 158 stalli, 155 sterilizzazioni, 130 adozioni, 114 visite veterinarie, 66 profilassi e vaccini, 8 interventi chirurgici e 10 ricoveri in clinica. Sostenuto l'attività di sensibilizzazione nelle scuole e incontri negli infopoint. Per quanto riguarda la Padova Marathon del 21 aprile, abbiamo presentato il progetto Una zampa per tutti, per raccogliere fondi tramite la rete del dono e contribuire a pagare le spese mediche per gli animali domestici di persone in difficoltà economiche. Da un po' di tempo da questa parte arrivano sempre più richieste da privati e non solo, che non sono in grado di sostenere le spese veterinarie per curare i propri animali. Purtroppo è una tendenza che continua ad essere in aumento. Gli animali domestici infatti hanno bisogno di visite periodiche, vaccini, medicine e nei casi più gravi anche di pratiche veterinarie più costose, come lastre, ecografie o interventi. Nasce da qui la collaborazione tra EMPA e Associazione Zia Francesca, finalizzata a garantire la possibilità anche alle persone in difficoltà economiche di poter curare il loro amico a 4 zampe, pagando le spese veterinarie o parte di queste.
Una Zampa per tutti, in concreto, prevede la realizzazione di una speciale convenzione con uno o più ambulatori veterinari per consentire a chi ha bisogno di curare il proprio animale da compagnia, che non ha la possibilità di farlo, e poter accedere alle cure. L'EMPA e l'associazione Zia Francesca garantiranno il sostegno rispettando attenti criteri di valutazione e assegnazione che tengono conto delle specifiche situazioni. La partenza dell'iniziativa è prevista entro il mese di giugno e verrà comunicata tramite il coinvolgimento dei media del territorio. Inoltre abbiamo proposto, in collaborazione con l'EMPA di Padova, la creazione del primo Dog Point alla Padova Marathon, dato che molte persone partecipano alle stracittadine insieme ai loro cani, insomma, insieme ai loro amici animali. Quindi ho finito, grazie per la vostra attenzione e spero di vedervi tutti a correre insieme a noi, che fa anche bene, alla Padova Marathon il 21 aprile. Grazie. Grazie a Maela. Però, se mi permetto, c'è una maglietta, giusto? C'è una maglietta. Chi è che ce l'ha, per cortesia? Sì, solo perché, giustamente. Allora, nella Padova Marathon, ovviamente c'è questa maglietta che viene rappresentata nel colore caratteristico dell'associazione, che riporta il logo dell'associazione, per il quale, ovviamente, quando alla prossima maratona vedrete... Beh, ti aspetto questo, alla maratona. Mi hai promesso? No, me l'hai promesso? Vengo sicuramente. È tanto che non corro, anche se... No, ma noi facciamo sempre la avuto stracittadina. C'è anche quella di 1 chilometro, se vuoi. No, ho sempre avuto la passione della corsa. Io ho avuto sempre la passione della corsa, una volta correvo tantissimo, purtroppo poi, vicissitudini non mi hanno permesso di fare più in modo deciso la corsa, devo riservarmi un ginocchio, ecco, mettiamola così. Però questa maglietta, che sarà portata da coloro che ovviamente appartengono all'associazione e chiunque voglia farne parte, sarà un modo per rendere visibile l'associazione, la sua sensibilità e le sue iniziative. Quindi vi invito tutti, ovviamente chi verrà alla Padova Marathon, di indossarla, perché è un messaggio chiaro che si dà, no? Di vicinanza all'associazione, ma soprattutto di vicinanza alle iniziative che l'associazione porta avanti, che sono quelle che abbiamo appena sentito rappresentate dalla sua presidente Maela Callegaro. E se mi permettete, per la sua gentile presenza, vorrei chiamare il dottor Valente, che è il segretario, come parlavamo prima in anticamera, il dottor Valente è il segretario generale del Consiglio regionale del Veneto e ovviamente in famiglia ha una presenza ben nutrita di professori legati al mondo della sanità, al mondo della medicina, e pertanto volevo, per la sua gentile presenza, chiedere un saluto a questa bellissima iniziativa. Normalmente non partecipo mai alle conferenze stampa perché lascio sempre alla politica, diciamo, chiaramente la ribalta, perché chiaramente sono iniziative che vengono promosse dai consiglieri regionali, però in questo caso devo ringraziare il consigliere Boron che mi ha invitato e quindi con piacere sono venuto stamattina, me l'ero proprio segnato sulla mia agenda, e per 2 motivi. Il primo, diciamo, perché io abito a Padova da tanti anni, da 50 anni ormai sono un padovano di adozione, insomma, mi riconosco metà veneziano, vicentino di nascita, ma insomma, ecco, Padova è la mia città, ecco, che amo molto. E soprattutto amo le iniziative di volontariato, che sono tante, molto belle, come questa di questa associazione, che io devo dire mi ha colpito in particolare, prima di tutto perché mentre ascoltavo Maela, vero Maela Callegaro, ho pensato, le donne sono sicuramente più brave degli uomini in fare queste cose, perché io ho voluto legare, mentre pensavo, ho avuto la stessa esperienza, anch'io ho perso un fratello tanti anni fa,
40 anni fa circa, e ero troppo giovane, forse erano altri tempi, ma avere la forza di costituire un'associazione per ricordare il proprio caro e farlo vivere attraverso queste iniziative, io credo che è una cosa bellissima, è una cosa stupenda, e io devo dire che mentre sentivo non si prova mai un po' di invidia, però in un certo senso avrei voluto farlo anch'io per mio fratello, ma purtroppo non erano tempi, poi insomma non c'era la forza a volte di farlo, perché a volte il dolore ti annienta, ecco. Parlando invece delle cose invece positive, mi hanno colpito anche i 3 progetti. Prima il consigliere Boron parlava appunto di questi affini e parenti che ho. Io appunto, mio cognato è il professor Tiene, che è stato per anni il docente di patologia cardiovascolare all'Università di Padova, e lui è stato quello che in fin dei conti ha studiato le cosiddette morti improvvise e ha avuto quell'intuizione di abbinare la cardiologia alla biologia, alla genetica, perché molte delle morti improvvise nascono dalla genetica, proprio dai primi momenti in cui si forma il feto, e molte volte anche dalla ereditarietà. Infatti quando muore purtroppo improvvisamente una persona, la prima cosa mio cognato fa, prima di fare le autopsie varie che sono, vuole vedere i parenti, vuole fare uno screening sui parenti, perché molte volte quel gene si può riprodurre, si può ritrovare in qualche familiare. E quindi anche questo discorso di studio sui feti, i neonati che possono avere, salva molte volte tanti di quelle vite. Mio cognato una volta mi ha detto una cosa che mi ha colpito: la ricerca cardiovascolare, soprattutto accompagnata anche dalla farmacologia, ha portato quasi al 70-80% di sopravvivenza delle persone. Questi numeri non ci sono purtroppo nel campo oncologico, perché purtroppo la ricerca nel campo oncologico è ancora molto indietro, ma questi studi nella materia cardiovascolare hanno portato a questi risultati. Una volta, lo dicevo, si muoveva a 50 anni, non si sapeva perché, è morto così, sì, a volte si diceva è morto di infarto, al sud dicevano è morto e subito, ma invece molte volte ci sono dei killer silenziosi che ci sono e che a volte sono spietati. Ma mi ha colpito anche il discorso degli animali, io non ho animali, però penso e vedo che gli animali sono come persone, devono essere curati, hanno bisogno di cure veterinarie che sono spesso costosissime. Io vedo mia sorella che ha 2 cani e un gatto e sento che questi animali vengono periodicamente portati dal veterinario e hanno quella cura che hanno bisogno. Quindi quando uno sceglie di prendere un animale deve stare molto attento. L'animale non deve essere un capriccio, diventa come una persona. Sì. Io amo gli animali, non ho mai voluti, perché sennò diventa un vincolo per me, perché diventa una presenza che ha bisogno, forse più di un bambino, perché poi il bambino diventa anche autonomo, un animale ha bisogno sempre del proprio padrone che gli presti quelle cure. E infine anche la parte di assistenza scolastica, di persone che a volte non ce la fanno a pagare le rette nelle scuole, queste nuove povertà. Ci sono, spesso le dimentichiamo, ma ci sono, ahimè, e quindi brava l'associazione. Io non so se parteciperò alla maratona, non vi svelo questo. Allora, io purtroppo sono stato fermo 2 anni per causa di un'ernia al disco. Adesso sono guarito. Allora faccio passeggiate, già andare in centro a piedi da casa mia, che faccio 2 chilometri, è già un successo. Ecco.
se vengo, se si può camminare, ecco, può camminare. ecco, non correre perché non vorrei... No, ma non corriamo, ecco, si può camminare. Se si può anche camminare, io Sì, veramente si lo può faccio, camminare, ecco. ci sono 3 percorsi e Perfetto. là aspetto. Dai, allora Possiamo dai. fare anche quello del giro di 1 chilometro del Prato della Valle. Bene. O mai che vada ci aspetta l'arrivo. Beh, insomma, dai. Esatto. Bene, allora complimenti e in bocca al lupo per tutto. Grazie. E buona continuazione per questi splendidi progetti. Grazie. Bene, e credo che sia finita nel miglior dei modi, cioè una giornata stupenda. È quello che ha detto il dottore, ovvero la questione degli animali e la questione sanitaria si legano. Io ricordo che nei passati 5 anni in commissione sono stato colui che ha fatto la legge sulla pet therapy, che ha rinnovato la legge sulla pet therapy, no? La vicinanza in ambito sanitario del mondo animale, cosa può fare e cosa fa. E poi è bene ricordare che fare solidarietà e aiutare chi ne ha bisogno ti fa sentire meglio, ma soprattutto ti fa essere meglio, ti fa essere migliore. Ecco, questo è da ricordare a tutti. Grazie, buona giornata. Grazie Fabrizio, grazie Presidente.